Il tema del festival quest'anno è scarti, come sapete, e tra le cose rifiutate, ignorate o perdute, come è indicato anche nel nostro titolo, c'è un tema che è stato proprio rimosso dal dibattito pubblico ed è il paesaggio. Forse perché il paesaggio è una cosa molto complessa e guai aprire gli occhi alle persone sulla complessità, perché poi c'è il rischio che i cittadini diventino responsabili e magari capaci di esercitare la propria cittadinanza. Il paesaggio è qualcosa di complesso e ve ne diamo subito una prova con questo filmato molto molto particolare. Allora, lasciatemi fare un sondaggio veloce. Alzi la mano chi cambiava subito canale appena c'era l'intervallo della RAI. Alzi invece la mano chi se lo guardava tutto con la speranza di veder citata la propria città, il proprio borgo o il proprio paesino. Lo sospettavo. L'intervallo è familiare, è nostalgico, è rassicurante e sembra anche innocuo. In realtà non è innocuo. Lo hanno trasmesso per decenni e in realtà l'intervallo è l'equivalente della pillola blu di Matrix. Vi ricordate Morpheus e Neo? In quel film Morpheus offre a Neo due pillole, la pillola blu e la pillola rossa. La pillola blu, fine della storia, domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai, continuerete a credere nell'intervallo. Oppure c'è la pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Noi stasera proveremo a darvi una pillola rossa per cambiare, magari anche in maniera radicale, la vostra percezione sul paesaggio. Perché il paesaggio non è solo l'ambiente, non è solo il territorio, non è solo la natura, non sono solamente i luoghi, è qualcos'altro. Allora io comincerei proprio dal professor Farinelli, chiedendogli proprio che cos'è davvero il paesaggio. Oddio, il paesaggio è un modello e come tutti i modelli è qualcosa di micidiale, letteralmente. La cosa sorprendente è che è un modello che dura da tempo. Ed il problema, secondo me, è che nonostante il paesaggio sia un modello in crisi, come tutti i modelli che abbiamo ereditato dai tempi che ci hanno preceduto, gli altri modelli ancora, spazio, luogo, sono ancora più messi male. Cioè il paesaggio oggi, in qualche maniera, è paradossale, perché il paesaggio ha una storia molto precisa. Dietro il paesaggio, dietro o sotto, forse è meglio dire, le volute artistiche del paesaggio, c'è un programma politico fortissimo, che è quello che ci ha condotti fin qui. Un programma vincente, che è nato nel Settecento, alla fine del Settecento, quando la borghesia, cioè la formazione civile, la società, mettiamola così, la società doveva scontrarsi con il predominio di natura aristocratico feudale.
E lo scontro decisivo, per quanto ci riguarda, avvenne in Germania e fu vinto da un signore a cui noi dobbiamo ancora oggi, ed è sorprendente storiograficamente. Lo facciamo vedere, perché così la gente... Eccolo Ecco, qua. questo signore era un seduttore di qualsiasi entità vivente gli si parasse davanti, indipendentemente dal genere, nel senso che si chiamava Alexander von Humboldt, ma lui, che era uno snob, si faceva chiamare Alexander Humboldt alla francese perché lui era figlio del segretario di Stato del re di Prussia, insomma, cioè del signore che mandava avanti il regno di Prussia. E è uno dei pochi tedeschi che a Parigi vanno a conoscere la rivoluzione nell'89. Allora andare a Parigi per un tedesco era quasi impossibile. Lui ci riesce perché non è un tedesco qualsiasi, è un cortigiano. È un signore che gode di libertà che gli altri tedeschi allora non potevano godere. E diventa un fervente rivoluzionario. Passerei delle ore a parlarvi di lui, ma insomma, perché è interessante qui? Perché è decisivo qui. E ciò che sorprende, ripeto, è la durata di ciò che questo signore ha fatto. Perché lui inventa il concetto di paesaggio così come noi oggi ancora abbiamo in mano. Il paesaggio oggi è l'unico modello cognitivo con il quale interfacciarci con la realtà, almeno in prima battuta. Lo mette a punto lui, ma lo mette a punto lui e tra l'altro lo dice anche molto chiaramente se si leggono le sue opere. Ma lo mette a punto lui sulla base di un progetto politico molto sottile, molto nervoso. Era un nobile, certo. Attenzione, il padre, ripeto, era un barone che dirigeva la corte di Federico di Prussia, ma la mamma era una ricchissima borghese di origine francese. E lui è un nobile che comprende che è arrivato il momento della borghesia. Lui ripeto, nell'89 lui è a Parigi a vedere cos'è la rivoluzione. Per un tedesco era inconcepibile tutto questo. Allora, trattandosi allora la miriade di staterelli di cui si componeva allora Deutschland, essendo retti da monarchi assolutamente conservatori e reazionari, anche allora si diceva. E lui comprende che il futuro è la rivoluzione, cioè che ciò che è successo a Parigi accadrà anche in Germania. E il suo problema, così nasce il paesaggio, e il suo problema è approntare degli strumenti in virtù dei quali la borghesia tedesca possa esaudire il compito storico che l'attende. E lascia delle pagine di straordinaria sottigliezza e intelligenza. Dice, i borghesi sono destinati a governare il mondo, così come è già accaduto in Francia, ma non conoscono il mondo. Lui dice dobbiamo smettere di contemplare le immagini, certo, e invece iniziare a conoscere. Parte sì, facendola breve per questo gigantesco, incredibile viaggio, l'ultimo viaggio privato. No? Sì, lì ci sono il più grande viaggio privato di esplorazione del mondo mai compiuto, dove c'è anche una notazione psicologica che in questo caso, questo signore è molto complicato, che in questo caso va ricordata. Lui finanzia questo viaggio che dura 5 anni con l'enorme eredità che gli lascia la madre. C'è proprio quasi un senso di trasformazione e dispersione della eredità materna in funzione della conoscenza del mondo, di un'altra grande madre sostanzialmente. E la quantità di informazioni che riporta a casa cambia per sempre? Assolutamente sì, lui è un signore molto abile, ripeto, è un cortigiano. Lui già da quando era
conosceva molto bene quelle che ancora oggi sono le tecniche della comunicazione. Lui, per esempio, una volta che fa arrivare in Europa la notizia che lui è entrato finalmente in quello che oggi è il Mato Grosso, nella selva amazzonica, lui per 3 mesi smette di dare notizie, in maniera tale naturalmente che tutte le gazzette europee riportano che il mistero della fine di Humboldt, del barone Humboldt, eccetera, eccetera. Naturalmente sono tutte cose che lui propalava conoscendo molto bene le tecniche della comunicazione di allora. Ma il suo problema era, lui che ripeto, era nobile, sì e no, insomma, come a corte qualcuno gli faceva notare, per metà cioè. Il suo problema era dotare finalmente come dire, la componente civile della popolazione europea, cioè la borghesia, di un sapere Che non aveva. che non avevano assolutamente e che però la mettesse in grado di esercitare il compito storico che secondo lui l'attendeva, così come era già successo. Per un fine politico. Assolutamente sì, lui non ha mai distinto, è stato un grande scienziato. Come dire, ancora oggi noi parliamo della corrente di Humboldt, cioè la corrente di Anacarda che costeggia la costa americana e che fu scoperta da lui, cioè fu notata da lui. Come dire, non è che abbia fatto delle grandi invenzioni, ma ha messo insieme un'immagine del mondo che ancora oggi è la nostra. E oltre un'immagine del mondo, ha messo insieme gli strumenti con i quali metterci in rapporto con il mondo, per esempio il paesaggio. Era roba da pittori prima di lui il paesaggio e basta. Lui lo fa diventare un modello cognitivo della realtà. Basato sulla scienza. Assolutamente, però caricato, per così dire, da una componente estetica formidabile, che è quella con cui, ma lui lo scrive, con cui agganciare, chi era Baudelaire o Rimbaud, non mi ricordo adesso, sono stanco, vengo da lontano, ho viaggiato tutti i giorni. No, era Baudelaire, no? Che diceva appunto che il borghese era pigro. E lui conosceva perfettamente, molto prima di Baudelaire. Credo che tra l'altro lui l'abbia incontrato a Parigi, perché lui poi non era mica scemo. Cioè lui viveva a Parigi, non a Berlino, e la sua descrizione di Berlino allora è una descrizione di straordinario umorismo, dice, ma è un villaggio, insomma, praticamente, cioè è a Parigi che si decide, è a Parigi che... Potrei raccontarvi delle storie, è il mio eroe, insomma, un po' è stato il mio eroe di gioventù, e delle storie incredibili di questo signore che seduceva qualsiasi cosa, indipendentemente dal genere, avessi di fronte a sé. Era un uomo di corte. Lei ha citato Berlino e Berlino ritornerà insieme anche agli altri ospiti. Arrivo da Annalisa Metta. Dopo aver ascoltato il geografo, ascoltiamo un altro punto di vista, quello dell'architetto, in questo caso dell'architetta paesaggista. La prima domanda che faccio è: che cosa fa, che cosa studia un architetto paesaggista? Perché ho capito dal suo libro che in realtà c'è una bella differenza tra l'architettura tradizionale e l'architettura paesaggista. Bella domanda, posso dire. Sì, un momento di Meno male. di autoanalisi. Dunque, è una domanda che mi fanno molto spesso in realtà, perché appunto nonostante sia appunto una professione molto radicata storicamente, in realtà da noi in Italia ancora si comincia adesso a parlarne in termini, come dire, di maggiore chiarezza. Io quando mi chiedono di che cosa mi occupo, io mi occupo di progettare degli spazi che hanno per tetto il cielo. Fondamentalmente faccio questo. Quindi progetto delle architetture, appunto, quindi degli spazi, dei luoghi configurati, che invece di essere racchiusi dentro pareti e avere come copertura un tetto meraviglioso come questo, sono appunto sotto il cielo, sotto le nuvole. E questo non è banalmente una questione appunto semplicemente così topologica o costruttiva, ma implica, per quanto mi riguarda, proprio un cambiamento posturale rispetto al progetto, perché avere per tetto il cielo vuol dire essere esposti, esporsi, inevitabilmente. E quindi essere esposti vuol dire anche riconoscere una propria vulnerabilità.
accettare che una serie di altri agenti, umani, non umani, meteorologici, geologici, politici, economici, eccetera, possano agire su di sé. E questo proprio significa avere un atteggiamento nei confronti del mondo completamente diverso. E anche un atteggiamento nei confronti del tempo, ad esempio. Io ho una formazione da architetta, sono poi approdata all'architettura del paesaggio attraverso degli studi successivi. Però ricordo, ad esempio, che quando studiavo architettura, in maniera del tutto legittima, per carità, mi si diceva che l'architettura, se è ben fatta, è fatta per durare. L'architettura deve appunto proteggere, deve resistere alle aggressioni del tempo, deve essere il più possibile resistente all'usura. Ecco, per il paesaggio non è così. Per il paesaggio è esattamente l'opposto, cioè il paesaggio fa dell'usura, persino della sua consunzione, un elemento costitutivo, che piaccia o no, è così. Il paesaggio è esposto e quindi ha con il tempo una relazione dialettica molto più laica, che inevitabilmente porta a immaginare che l'interazione, quindi il negoziato più o meno pugnace o più o meno collaborativo con gli altri elementi attorno, non siano qualcosa contro cui combattere o resistere, ma qualcosa con cui interagire, inevitabilmente, ripeto, che piaccia o no. La questione è sapere che attraverso appunto la postura architetturale del paesaggio questa condizione è un'opportunità. Non è appunto una diminuzione del progetto, non è quella vulnerabilità che in qualche modo ne compromette la qualità, ma dal mio punto di vista, ma credo sicuramente ed essere condiviso, che sia condiviso da molti che come me lavorano in questo campo, è appunto un'occasione di qualità ulteriore. Facciamo vedere 2 esempi di opere pubbliche dove l'azione del tempo, dove il tempo è coautore insieme al paesaggista, no? Andiamo proprio nella città di Humboldt, tra l'altro, Berlino. Io partirei con... Sono due casi abbiamo preso, li raccontiamo rapidamente. Il primo caso è quello dell'ex aeroporto di Berlino, Tempelhof. Che cosa è successo qui? Guarda, mi fa molto piacere raccontare questa storia e credo che abbia un legame molto forte con l'intervallo della RAI da cui siamo partiti. Perché quell'intervallo della RAI, come dicevi in maniera molto corretta, non è affatto innocuo, non è affatto innocente, ma al contrario fa parte proprio della costruzione di quel modello cognitivo di cui si diceva, per cui ci ha educato ad una certa idea di paesaggio, magari non in maniera esplicita, non in maniera diretta, però attraverso quella ripetizione di immagini noi abbiamo costruito una nostra idea di paesaggio. Ebbene, in quella sequenza di immagini sicuramente non avremmo mai trovato un luogo come questo, che è appunto un ex aeroporto, quindi un luogo abbandonato, un luogo che appunto potremmo chiamare di scarto. E gli scarti, immagino che ne abbiate molto parlato in questi giorni, di fatto non esistono, cioè gli scarti sono un giudizio morale sul mondo, le cose non sono di per sé uno scarto, lo sono nel momento in cui noi le riteniamo appunto obsolete, non più utili, non più efficaci. E questo è esattamente il caso di un luogo scartato. E quello che succede è che, come molto spesso accade nelle nostre città, diventa l'occasione per immaginare un nuovo parco urbano, no? Molto spesso quando queste infrastrutture, pensiamo anche ai luoghi industriali, non solo quelli infrastrutturali, vengono appunto abbandonati, si immagina di poterli trasformare in parco. Nulla di male, anzi meraviglioso, ma nell'attesa che si faccia il concorso, no? Tutti i tempi sappiamo tecnici, burocratici necessari per andare avanti, la cittadinanza, la municipalità di Berlino ha un'idea, che è quella di aprire le porte. E lo fa in maniera anche molto così umile, silenziosa, timida, non c'è nessuna inaugurazione, non c'è nessun nastro da Non tagliare. ci credevano tanto. E dico, ma apriamo le porte, vediamo che succede. Vediamo cosa succede. E quello che succede è incredibile. Ora, forse qualcuno di voi c'è stato, non lo so, però se non l'avete fatto vi invito davvero ad andarci. Io ci sono stata nel 2009 e quindi l'anno dopo, perché questo accade nel 2008, ed è stato meraviglioso. Io non ho potuto resistere dall'attrazione della pista dell'aeroporto, mi sono stesa sull'asfalto per terra sentendo il tepore sul mio corpo, è stata una cosa bellissima, perché quello che è accaduto è che appunto le persone di Berlino hanno cominciato a frequentarlo e a usarlo
come un luogo straordinariamente efficace per fare tutta una serie di cose che altrove non sono consentite, non sono possibili banalmente. Quindi quel luogo non è cambiato fisicamente, perché nessuno lo ha trasformato, nessun albero è stato piantato, nessun percorso è stato realizzato, anzi è divertente perché anche gli arredi, le attrezzature che facevano capo all'uso Dell'aeroporto precedente sono state usate. assolutamente, ma quello che è cambiato è che l'architettura dei comportamenti, cioè il modo con cui i corpi definiscono lo spazio, ha cambiato completamente il Posso senso. aggiungere una cosa Certo, ci rapidissimamente? mancherebbe. Cioè, vista così, con queste due immagini, è una scena americana, cioè il modello sono i parchi americani, evidentemente, no? Che sono proprio così. E però la cosa molto bella è che tutto questo si applica a questo modello su uno spazio che è quanto di più lontano da un'idea di parco. Certo, Questa è sì, una sì, sì, distesa di chiaro, asfalto chiaro. e quindi Sì, sì. è interessante che c'è stato uno sguardo che ha letteralmente visto qualcosa che non c'era. E infatti poi la storia continua perché nel frattempo il concorso è andato avanti, per cui c'è stata anche una proposta vincitrice, ma la popolazione di Berlino ha organizzato un Si è referendum opposta. e ha detto grazie no. Ci va bene così. Ci va bene così, lo vogliamo così. E questo è un esempio di quelli che, a proposito di scarto, io uso chiamare paesaggi avanzati, perché la parola avanzato è una parola molto bella nella nostra lingua perché ha un doppio significato. Perché avanzato è appunto tutto ciò che resta, tutto ciò che non serve, che è obsoleto, che è di più un'eccedenza inutile, però noi chiamiamo avanzato anche, ad esempio, un ritrovato della tecnica, della scienza, appunto le discipline producono avanzamenti. Un passo in così. avanti. Un passo in avanti. E questo mi sembra che da questo punto di vista sia avanzato in entrambe le accezioni del termine. Facciamo vedere velocissimamente invece anche un altro progetto. Qui in questo caso ci occupiamo della rinaturalizzazione di un corso d'acqua, di un fiume. Qui lo vedete dall'alto, sono due immagini, sopra c'è uno strano disegno, sotto sembra apparire un certo torrente, vi faccio vedere un'inquadratura diversa così si capisce meglio. Qui velocemente che cosa è successo in questo fiume vicino a Ginevra? Qui è successa una cosa molto interessante perché è stato bandito un concorso per ritrasformare un canale, quindi un fiume che è stato canalizzato, nuovamente in un fiume. Tutto questo fa parte di una retorica, quella della rinaturazione, per cui noi ci sentiamo colpevoli dei reati di urbanità e di modernità, per cui vogliamo a tutti i costi riavvolgere il corso della storia e tornare alla natura, come se la nostra presenza fosse inevitabilmente perniciosa. In questo caso il progettista, che è George de Combe, che è appunto un architetto del paesaggio svizzero, fa un'operazione molto interessante, perché di fronte alla richiesta, scusi, mi progetta un fiume, ma non è che proprio una cosa che capita tutti i giorni ed è difficile, invece che fare una cosa, ad esempio, che anch'io forse avrei fatto subito come prima reazione, che è quella, non so, di riprendere le carte storiche, provare a rimodellare com'era il fiume, lui accanto al canale, lo vedete sulla sinistra, quindi viene conservato, fa questo disegno di appunto losanghe, modellando semplicemente con un bulldozer la terra, e dopodiché devia l'acqua del canale e lascia che sia essa stessa, attraverso delle azioni erosive o di accumulo, quindi di sedimentazione, a ridisegnare il fiume. E questo è molto interessante dal mio punto di vista perché mi riporta a quello che dicevo prima, cioè l'architettura del paesaggio che si espone. E che cosa vuol dire esporsi? Vuol dire anche rinunciare a quella dose di controllo con la quale invece noi abbiamo sempre immaginato l'architettura come azione demiurgica che appunto disponga, stabilisca i destini dell'umanità. E anche di insistenza, no? Insistenza e di, appunto, come dire, perennità nel tempo. Qui quello che si dice è che io non sono l'unico autore del paesaggio, io umano, io architetto, ma sono all'interno di una compagine, di un Parlamento esteso in cui ci sono moltissimi autori, moltissime autorialità, compresa l'acqua, compresa la terra, compreso il tempo, e quindi questo è frutto davvero di quel negoziato in cui il progetto si può definire come la predisposizione delle condizioni per l'accadere, ma senza che ci sia nessuna ansia di definire esattamente che forma avrà, quando l'avrà, che cosa succederà. E la cosa bella, magari tra 30 anni, se uno non sa che c'è stata questa operazione, può pensare che sia un corso d'acqua assolutamente naturale. È già così, perché in pochissimo tempo si è verificata proprio questa condizione e oggi andando lì si potrebbe tranquillamente essere ingannati e pensare che si è di fronte a qualcosa che è stato mai toccato da persona umana. Questo è veramente un caso molto, molto bello, ma ci sono anche altri casi in cui il paesaggio ci interroga. Qui arrivo a Giorgio Brizio.
Oggi è il 9 maggio, tu sai che è una giornata importante, festa dell'Europa, in realtà non c'è granché da festeggiare perché questa Europa non è mai stata così disunita e così frammentata, però c'è qualcosa che la unisce tantissimo, moltissimo. È un nuovo tipo di paesaggio, che ve lo faccio vedere, che unisce tutta l'Europa. Ha unito il Belgio, ha unito la Germania, ha unito la Slovenia, ha unito la Romagna, la mia Romagna, ha unito la Spagna. Questo è un nuovo paesaggio che nessuno si aspettava e nessun paese è stato risparmiato in questi ultimi anni. Io ho scelto questa immagine perché erano quelle dove si vedevano le macchine, sembrano tutte uguali. Se non avessi messo le indicazioni geografiche, probabilmente potrebbero essere state scattate da qualsiasi parte dell'Europa, ma anche in Francia, anche in Austria. Ci sono stati disastri incredibili. Avevo anche voglia di mettere il numero delle vittime, ma poi non ce l'ho messo perché ho detto non è il caso. Quanto costa una macchina? Tutti sappiamo quanto costa una macchina. Quanto costa una vita umana? Ecco, lì è meglio stare zitti. Ho scelto le auto perché è il bene di consumo per eccellenza, anche il bene industriale per eccellenza, no? Che rappresenta anche forse la nostra miopia. Sì, anche un bene estremamente inefficiente, no? Estremamente inefficiente. Allora ti voglio chiedere, che cos'è questo nuovo paesaggio europeo? Beh, diciamo che questa è una di quelle situazioni in cui mi sento un po' come Bilbo Baggins nell'Hobbit, no? Cioè dopo aver raccontato storie di miniere, di nani, montagne solitarie, gesta eroiche, dice a un certo punto per volere di un mago del fato entro a far parte di questa storia, no? Nel senso che non so bene io cosa, come dire, c'entro con persone che invece sono particolarmente esperte, quelle che ho a fianco, ma provo a dare un mio contributo e provo a farlo partendo allora da quello che sta diventando un po' il filo rosso della nostra conversazione, pur non sapendolo, che è Berlino. Allora, ieri sera ero ancora a Berlino, ero a Berlino, lo cito perché ci tengo, lo cito anche per il premio che quest'anno, il tipo di di assegnazione che è stata decisa. Ero a Berlino per scrivere un lungo pezzo per Lucy sui mondi. Lucy è un nuovo progetto diretto a Termopieani, questo pezzo sulla repressione che gli attivisti come me, anche se su un tema diverso da quello di cui mi occupo principalmente, stanno subendo in Germania, perché ci sono 4 attivisti e attiviste, 3 di loro sono cittadini dell'Unione Europea, che rischiano l'espulsione per la prima volta nella storia dell'Unione Europea da un paese membro senza essere condannati di alcun reato per aver semplicemente partecipato a delle manifestazioni a sostegno della Palestina, con cui possiamo anche tra l'altro non essere d'accordo, ma il fatto che insomma una cosa così possa avvenire è abbastanza incredibile e preoccupante. Beh, visto che 6 anni fa, se non sbaglio, mi sono promesso che non avrei più preso voli aerei all'interno dell'Unione Europea, di paesaggi il treno mi permette di vederne tanti, e quindi sono partito da Berlino che erano più o meno le 20:30, sono arrivato inospitale stazione di Monaco di Baviera verso mezzanotte e mezza, poi a Vienna al tramonto e qui a Udine. Già di paesaggi europei ho avuto la possibilità di vederne diversi, e anche a Udine, che io conoscevo solo nel suo centro per edizione dell'anno scorso, ha tanti paesaggi diversi, e quindi sono andato alla ricerca di un microfono per un telefono per dover registrare un video su, penso si chiami Via Roma, no? Mi sono imbattuto in una serie di negozietti di telefonia, tutto sommato, no? Gestiti da persone che sono chiaramente persone con un background migratorio. E poi sono andato, non pensavo che sarebbe successa questa cosa, allo stadio udinese. Perché allo stadio? Perché molte persone di Udine in realtà questa cosa non lo sanno. Lo stadio udinese è il primo stadio in Italia a aver scelto di coprire il proprio tetto, coprirsi di pannelli fotovoltaici e costituire la prima comunità energetica in uno stadio in Italia, che soddisfa totalmente il fabbisogno dello stadio, ma non solo. Qui torniamo anche a iniziative che hanno 1000 risvolti positivi. Quando c'è energia in eccedenza la distribuisce gratuitamente a aziende, a realtà vicine allo stadio stesso. E tutti questi elementi costituiscono un paesaggio diverso. È chiaro che ci sono anche dei paesaggi che uniscono, speriamo non solo paesaggi, come dire, di disastri come questi, che sappiamo che aumentano ogni anno a causa della crisi climatica in maniera incontrovertibile. Quello che ci siamo
quello di cui ci siamo accorti in realtà facendo questo libricino, che non è un mio libro, è un libro collettivo, nato da un'idea semplicissima, cioè quello di mettere assieme 27 contributi scritti da altrettanti attivisti e attiviste, uno ciascuno o una ciascuna da ogni paese membro dell'Unione Europea, sull'Europa che vogliamo, su questi 3 temi che abbiamo considerato dirimenti e fondamentali: clima, pace e diritti. Ci siamo accorti, mi sono accorto da curatore, che anche gli attivisti, che dovrebbero essere coloro che più di tutti riescono a superare i confini nazionali e il cui sguardo riesce a vedere di più l'orizzonte, ecco, siamo invece molto succubi dei rispettivi dibattiti politici nazionali, delle proprie caratteristiche, dei propri paesaggi in qualche modo. E allora mi torna utile citare uno studio condotto dall'European Council for Foreign Relations, un importante centro studi europeo, ad aprile dello scorso anno. E questo studio, effettuato in più di 13 paesi europei, quindi molto raro in quanto oneroso, verteva come dire, è partito da una domanda semplice, cioè questi studiosi, con tanti persone che li hanno aiutati, hanno chiesto a migliaia di cittadini, di nostri concittadini dell'Unione Europea, una cosa semplice, e vi inviterei a provare a pensare quale può essere per voi la risposta in questi pochi secondi. Hanno chiesto ai nostri concittadini: se doveste citare una sola cosa che vi preoccupa di più del vostro futuro o del futuro dei vostri figli, una sola cosa, che cosa citereste, che cosa direste, che cosa è che in assoluto vi preoccupa di più? Ecco, facendo le proporzioni, secondo questi 2 studiosi, ad aprile del 2024, quindi un anno fa, per 73,6 milioni di persone, di nostri concittadini, la principale preoccupazione, a me ha colpito moltissimo, era tuttora la pandemia, insomma, fino a quel momento, tuttora ad aprile 2024. Per 73,5 milioni di persone, quindi praticamente lo stesso, 73,6 milioni di persone Covid, pandemia, 73,5 il cambiamento climatico. Per 70 milioni di persone la crisi economica o l'inflazione, per 58 milioni di persone l'immigrazione, per 49 milioni di persone la guerra in Ucraina. Queste 5 preoccupazioni staccano tutte le altre in modo significativo e portano gli studiosi a parlare di 5 tribù di crisi. 2 cose però sono interessanti e poi vado verso una chiusura. La prima è che i cittadini europei ed europee, per quanto facenti parte di una comunità che nel mondo è molto piccola, quella dell'Unione è relativamente molto piccola, si trovano davanti situazioni diverse e paesaggi in questo senso diversi. E quindi le preoccupazioni dei cittadini, dei nostri concittadini europei ed europee sono, possiamo dire, comuni ma differenziate. Quindi, per esempio, la guerra in Ucraina, l'ultima che ho citato, è la principale preoccupazione per il 56% delle persone in Polonia, ma solo per il 7% delle persone in Grecia e solo per il 5% delle persone in Italia. Per esempio, e questo è intuitivo, anche perché la Polonia, per esempio, è molto vicina all'Ucraina e quindi di conseguenza alla Russia, eccetera. Però se prendiamo il tema dell'immigrazione, il paese che è emerso come quello più preoccupato era la Germania, non un paese di confine dell'Unione, e forse questo ha avuto i suoi risvolti anche nelle recenti elezioni politiche tedesche. La seconda cosa interessante sono le preoccupazioni dei giovani, che invece sono molto più comuni tra tutti i giovani e le giovani nell'Unione Europea. Per i giovani la principale preoccupazione in maniera chiara, netta, la crisi climatica, e la prima e stacca le altre, mentre l'immigrazione, ad esempio, non è nemmeno tra le prime 10 principali preoccupazioni, mentre tra le prime 5 c'è l'emigrazione, e penso di non dover stare a spiegare questa cosa. Quindi abbiamo dei temi che sono in cima all'agenda dei giovani, ma non sono in cima all'agenda dei governi. E quando i giovani provano a farsene portatori, quindi quando si occupano di temi che spesso hanno un dis davanti, mi piace dire, quindi che si tratti della disoccupazione, che si tratti del disagio psichico, che è un tema di cui si parla pochissimo, che si tratti della disobbedienza civile sul clima, che adesso, verso cui adesso c'è addirittura un nuovo decreto sicurezza con cui il governo ha scavalcato il Parlamento, no? Pur di approvarlo. Ecco, quando si tratta di cose che hanno un dis davanti, i giovani non vengono più elogiati. I giovani non vengono più elogiati come quando vincono i tornei di tennis o le competizioni musicali, canore, no? L'Eurovision, il Festival di Sanremo, eccetera. Lì sono bravissimi. Invece quando c'è un dis davanti, i giovani vengono quantomeno
criticati, sbeffeggiati, spesso vilipesi e se non più delle volte appunto come gesticoli repressi. Tra l'altro ritorneremo su quello che hai appena detto perché volevo mostrare proprio al pubblico le due mappe che riguardano proprio il voto dei giovani e l'età minima per essere eletti in Parlamento, che era una cosa molto interessante che fa capire anche la disomogeneità che c'è in Europa. E questo alla fine influisce sempre anche sul paesaggio, cioè sul paesaggio umano, su come poi noi ci spostiamo e abitiamo i nostri paesi e le nostre nazioni. Ritorno dal professor Farinelli. Nel suo libro lei dice che il paesaggio appunto è l'unico modello per comprendere l'idea di globalizzazione, no? E c'è però un personaggio che ha una propria idea di globalizzazione e anche una propria idea di geografia. Ultimamente ha detto che vuole chiamare il Golfo, rinominare il Golfo d'Arabia in Golfo Persico. A gennaio aveva detto che il Golfo del Messico sarebbe diventato Golfo d'America. Fare il geografo di questi tempi è una cosa entusiasmante o una condanna? Con uno così? No, adesso, al di là, guardate, parlo prima del caso specifico, perché secondo me ci sono due livelli qui che entrano in collisione e forse in sinergia. Da un lato c'è una versione americana della realtà, non di questo signore qui in specifico. Io ho insegnato in America, geografia, insomma, e come dire, una cosa che a noi fa sorridere, come le affermazioni del Presidente degli Stati Uniti, in America non fanno sorridere, perché negli Stati Uniti la possibilità di nominare le cose di tutto il mondo è un attributo che si sono annessi da tempo, da secoli. Ma non voglio parlare di questo, voglio dire. Certo è un atto di estremo potere ridefinire il mondo e le componenti del mondo, però oggi di questo si tratta. Oggi di questo si tratta perché stiamo uscendo cioè, insomma, in due parole, la modernità è nient'altro che la riduzione del mondo, anzi meglio, della realtà, a una mappa. E questa è l'operazione radicale che fonda la modernità. Potrei parlare per ore di questo processo. Oggi questa riduzione non funziona più. Diciamo che lo sviluppo capitalistico non può più accontentarsi di questa operazione, che è servita, attenzione. L'ordinamento degli Stati nazionali territoriali centralizzati, come avrebbe detto Carl Schmitt, si fonda esattamente su questa operazione. Ma oggi non basta più, perché le interconnessioni del capitale al proprio interno sono di altra natura e sono ben altrimenti organizzate. Noi siamo costretti oggi, l'umanità è costretta oggi, a passare al modello globale. Non c'è uno Stato oggi, compreso gli Stati Uniti d'America, che non sia profondamente in crisi. Certo, ognuno ci mette le pezze che può, ma perché? Ma perché lo Stato è la copia di una mappa. Cioè, quando fu inventato quella che i pensatori marxisti ancora chiamano la forma Stato, gli Stati nazionali territoriali centralizzati, bene, altro non si fece che prendere atto del fatto che la realtà era non solo rappresentabile attraverso le mappe, ma che sostanzialmente il modello della mappa è il modello che veniva applicato alla realtà se si voleva venire fuori da una situazione molto, molto problematica. Permettetemi un piccolo gioco di parole, c'è stata messa una pezza dalla modernità in questa maniera.
Badate che le persone che hanno fatto questo sapevano perfettamente che non sarebbe durato, anche se era molto raro un livello di coscienza in grado di capire quello che si stava facendo. Ma faccio un solo esempio. Noi distinguiamo tra soggetto e oggetto. Tra l'altro il paradosso è che chi ha lavorato di più, chi ha definito in maniera esemplare questa distinzione, questa differenza, è un signore che guarda caso si chiamava Descartes. Io lo trovo uno di quelle arguzie della storia sulle quali bisognerebbe davvero ragionare. Ma il soggetto e l'oggetto esistono soltanto se la realtà si dà come rappresentazione cartografica. Non esisterebbe il soggetto se non ci fosse prima la rappresentazione cartografica del mondo. Storicamente, adesso ripeto, non voglio affliggervi con i miei incubi notturni, ma è così. La storia dell'Occidente è stata esattamente fondata su questa operazione. Un solo esempio, 10 secondi. Cristoforo Colombo, signori, Cristoforo Colombo fa quello che fa perché aveva una mappa. Una mappa tra l'altro che le aveva fornito un signore, come sapete, insomma, Toscanelli. Attenzione però, Toscanelli non ha mai lasciato Firenze, ma Firenze allora era uno dei luoghi al mondo dove si concentravano il massimo delle informazioni che riguardavano il funzionamento del mondo stesso, di tutto il mondo. Ecco perché Toscanelli poteva dare la mappa. Vabbè, ma voglio dire, no. Ecco, oggi questa operazione non funziona più, proprio perché ha funzionato. Da quanto tempo i filosofi, i teorici della cultura parlano di postmodernismo? Il postmodernismo è nient'altro che la presa d'atto del fatto che la rappresentazione cartografica non funziona più. Cioè o meglio, che il mondo non funziona più in termini che possano essere rappresentati significativamente in termini spaziali, perché di questo si tratta. Non ci sarebbe lo spazio se non ci fosse la mappa. Lo spazio è stato un formidabile modello, non c'è tempo per farne la storia, ma adesso non funziona più. Adesso c'è un'altra cosa, e badate, nessuno sa con precisione che cosa ci sia. Certo, globalizzazione, ma se ci fate caso, non è che si sappia molto su come diavolo funziona, proprio perché le nostre logiche e i modelli del funzionamento del mondo che abbiamo in testa, compresi i modelli logici, sono tutti derivati dalla carta, dal rapporto con la rappresentazione cartografica. Ma quando il funzionamento del mondo mette da parte lo spazio, cioè la significatività della rappresentazione cartografica, e impone quel modello che si è sempre saputo che corrispondeva fin dall'antichità alla realtà, cioè la sfera, roba da fattucchieri, no? Ancora, no, ecco, da indovini, proprio a segno del fatto che tutte le scelte razionali erano state orientate in senso diverso. Ma oggi il funzionamento del mondo è roba da fattucchieri e indovini. E basta aprire il giornale la mattina per capirlo, dalle tragiche conseguenze che si leggono. Noi siamo esattamente in questo passaggio, che è cruciale, perché ne va dell'esistenza di tutto ciò che noi chiamiamo cultura. Vi è la necessità di questo rinnovamento dei nostri modelli. Attenzione, la cultura significa soltanto una cosa. Significa soltanto che noi dobbiamo essere sicuri che i modelli di cui abbiamo bisogno esistono già, li abbiamo dimenticati, non li vediamo più, li abbiamo persi di vista, ma i secoli, anzi millenni, della elaborazione da parte dell'umanità del funzionamento del mondo hanno sicuramente da qualche parte collocato i modelli di cui il futuro ha bisogno. Si tratta di riscoprirli.
Se non ci fosse questa fiducia, guardate, non si potrebbe più parlare di cultura, secondo me. La cultura è esattamente questo oggi. La fiducia che da qualche parte, se si torna a cercarli, i modelli di cui l'umanità futura ha bisogno, e che non possono essere più soltanto quelli moderni, mettiamola così. Non sto dicendo che Cartesio non funziona più, sto dicendo semplicemente che accanto a Cartesio bisogna, ahimè, produrre altre logiche, altri paradigmi che siano in grado di smontare e rimontare il funzionamento della realtà. E da qualsiasi parte la si guardi, lo spettro del globo, della sfera, appare. E comunque gli spazi di cui parlava prima vengono costantemente messi alla prova. Qui arrivo ad Annalisa Metta e la voglio mettere un po' in crisi su un argomento che ha messo in crisi tutti quanti. Vi faccio vedere questa immagine. Durante il lockdown è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Il paesaggio è cambiato, noi eravamo chiusi nelle nostre case e gli spazi, i nostri spazi, chiamiamoli nostri con molte virgolette, sono stati esplorati da qualcun altro. Qui abbiamo delle capre in Galles, abbiamo dei delfini nel canale della Giudecca qui a Venezia, davanti all'isola di San Giorgio Maggiore, e poi abbiamo un simpaticissimo cinghialotto che si fa una pennica su un materasso, e dimostrando così, tra l'altro il materasso abbandonato per strada, quindi dimostra effettivamente qual è la creatura, la specie più intelligente tra il cinghiale e l'uomo. Ha capito tutto. Ha capito tutto. Cos'è successo qui, professoressa? Ma è successo nulla francamente di non immaginabile. Cioè, è accaduto che ci siamo tutti accorti che le nostre città sono abitate da una molteplicità di forme di vita, tra cui anche quella umana. Cioè, chiunque si occupi di queste cose lo sa benissimo, ma credo che chiunque di noi che dedichi un minimo di attenzione a appunto osservare nelle pieghe della città sa perfettamente che le nostre città sono delle consociazioni multi specifiche. Io, ad essere sincera, sono stata colpita non tanto dalla cosa in sé, per l'appunto, che è abbastanza evidente, quanto dal tipo di racconto che ne abbiamo fatto. Perché, se ricordate, quelle settimane, quei mesi sono stati appunto accompagnati da questo continuo stupore di scoperta. E ricordo molto bene le titolazioni dei giornali che dicevano occasione unica per riscoprire la natura, oppure a cena con la volpe, oppure addirittura c'erano tutta una serie di parole che erano quasi dei vezzeggiativi, gli uccellini, i pesciolini, cioè c'era tutta questa condizione quasi di un innamoramento nei confronti di forme di vita, nei confronti delle quali invece tipicamente abbiamo molta resistenza, molto sospetto, timore, repulsione, ognuno poi ha le proprie attitudini. E mi sono chiesta perché, cioè perché improvvisamente fossimo innamorati dei cinghiali, delle capre, dei delfini, quando invece normalmente abbiamo appunto l'uso a tenerli ben lontani da noi. La risposta che mi sono data, tra l'altro c'è stata anche una copertina molto bella di Nature nel settembre del 2020 che si intitolava Anthropause, non so se Antropausa, non so se fossero consapevoli del tono goliardico del titolo, però è abbastanza così, opportuna appunto l'idea che noi fossimo in pausa. Però ecco, la spiegazione che mi sono data è che questa empatia, questo innamoramento che si è sprigionato fosse riconducibile all'impossibilità dell'incontro. Cioè che ad essere reclusi noi, perché siamo nelle nostre case e non possiamo quindi andare incontro a queste forme di vita, o che ad essere recluse loro, perché ad esempio sono nelle riserve, no? Che sono quei luoghi nei quali abbiamo immaginato di poter tenere reclusi per l'appunto le altre forme di vita non umana, in fondo non fa differenza. Quello che genera l'empatia, questo innamoramento, questo afflato amoroso, è l'impossibilità dell'incontro. Perché improvvisamente, quando poi le cose si sono più o meno sistemate e siamo tornati alla vita di sempre, immediatamente, un attimo dopo, è tornato appunto quel desiderio di ritorno all'ordine, che è un ordine insieme biologico e politico, estetico e morale. E quindi secondo me quello che è accaduto forse è che siamo stati tutti testimoni e protagonisti, entrambe le cose, non l'abbiamo visto ma l'abbiamo anche vissuto,
di una forma forse un po' casalinga di quello che era il sublime, cioè che quell'idea, che cos'è il sublime fondamentalmente? Ora mi addentro in cose complicate e provo a semplificarlo. È quell'emozione estetica che si prova di fronte a qualcosa di tremendo, di terribile, che quindi suscita anche timore, sgomento, ma stando perfettamente al sicuro. Questo è il sublime. Cioè io guardo le cose che sono terrificanti, non so, pensate in un parco pubblico attraversare un ruscello un po' appunto turbolento, stando però perfettamente al riparo e ancorati a un sostegno ben solido. Beh, è successa la stessa cosa. E sublimen infatti vuol dire sublimen, sotto soglia, cioè fino a che questo pericolo non si faccia troppo vicino. Quindi il tema qual è? Il tema è che siamo spaventati, siamo forse proprio incapaci di immaginare, a proposito di immaginari, la compresenza, la convivenza. Fino a che siamo separati perché loro sono nelle riserve, negli zoo, oppure siamo noi che siamo dentro casa, ci innamoriamo. Nel momento in cui invece siamo costretti a stare insieme, quindi a vivere insieme, ecco che improvvisamente tutte le nostre fragilità, la nostra incapacità di condividere il mondo col non umano vengono fuori e ci lasciano appunto impreparati e l'unica risposta che siamo capaci di dare è una risposta poliziesca, che è quella appunto di reggimentare, recludere, allontanare, controllare. Giorgio, il paesaggio appunto è fortemente influenzato dall'attività umana, no? Le risorse naturali, l'uso che ne facciamo, le scelte che l'umanità fa, le scelte che fa la politica. Io ti avevo annunciato una foto simpatica, eccola qua, questa è una umanità al lavoro, una umanità che si dà da fare. Mio nonno avrebbe detto braccia rubate all'agricoltura. Ho scelto questa foto non per essere irriverente, è una foto di 10 anni fa, però in realtà sembra tipo di 50 anni fa. 10 anni non sono tanti, però l'ho scelta perché in realtà sono tutti politici tranne uno, e scoprirete senz'altro qual è, stranamente, che in realtà si sono ritirati, a parte Shinzo Abe che purtroppo è stato assassinato, quindi a parte l'ex premier giapponese, tutti gli altri stanno facendo qualcos'altro, c'è solamente un italiano che invece è ancora lì. Io ti voglio chiedere, questo era il G7, l'anno scorso, se non sbaglio, c'è stata la COP29, dimmi se sbaglio. Non sbagli. Tutti questi consessi, tutte queste riunioni, che cosa hanno prodotto realmente? Si parla sempre di transizione ecologica e quindi un modo diverso di concepire il paesaggio del futuro. Però io temo che questa transizione ecologica in realtà sia concepita solamente in termini di opportunità economica, anche di dominio tecnologico, no? Tra i paesi, tra gli stati. Io qui ho la sensazione, 10 anni fa, più che piantare alberini, ci stiamo scavando la fossa. Tu cosa ne pensi? Beh sì, questa immagine sicuramente è evocativa. Altre due sono le immagini del 2015 che portarono poi a quello che è diventato il più importante accordo sul clima, l'accordo di Parigi. Due immagini e due fatti, la stretta di mano tra Barack Obama e Xi Jinping, che poi porta appunto a un accordo tra Cina e Stati Uniti e quindi due dei blocchi principali che si confrontano alle COP, che non sono appunto i supermercati ma l'acronimo che sta per Conferenza delle Parti sul clima, in questo caso ci sono anche quelle sulla desertificazione, sulla biodiversità, ma non ne parla nessuno. E poi un altro testo che porta e che dà una spinta, forse non decisiva ma importante, all'accordo di Parigi, l'enciclica Laudato Si, che insomma pur da non credente mi sembra importante ricordare. Tra l'altro ieri passando 2 delle ore di treno di un felice giovedì sera a scrollare la pagina Twitter di Robert Prevost, mi sono imbattuto in 2 tweet anche molto interessanti di sostegno a Laudato Si, tra cui mentre tantissimi dei suoi tweet sono in realtà repost, quindi ricondivisioni, non cose che ha scritto lui. Lui, stiamo parlando di insomma, Leone XIV. Che effetto dirlo? Io sono un po' di mesi che non torno in Italia, adesso che torno in Italia c'è un nuovo Papa, vabbè, comunque. Ieri dico questa cosa perché così mi permette di maramaldeggiare un po'. Ero a Berlino per caso vicino alla porta di Brandeburgo perché sono andato a vedere il memoriale ai 27 milioni di morti durante la seconda guerra mondiale sovietici,
perché ieri era l'8 maggio, quindi insomma giornata importante in Germania, festa, un po' come se fosse il nostro 25 aprile. E tutto questo per dire che anche lì, anche alla porta di Brandeburgo, tra persone credenti e non credenti, questa cosa della nuova scelta del Papa per qualche motivo ci entusiasma. Quella enciclica fu sicuramente significativa. Non abbiamo un'immagine così potente dell'enciclica o del Papa con essa, c'è un'immagine però molto potente che è il Papa con Greta Thunberg nel 2019, postata da secondo me uno dei più bravi giornalisti sul clima in Italia, Ferdinando Cotugno, quella non del 2015 ma del 2019 appunto, e per quanto siano 6 anni fa sembra un paio di ere politiche fa. In parte è così, in parte secondo me tendiamo a considerare solo le cose che vanno male, solo gli indicatori che portano pessimismo. Io sono un convinto ottimista, forse anche in maniera un po' becera a volte, però è vero che in questo momento vediamo l'emergere di leader come, se non vogliamo dire Meloni, Orbán e quindi Trump e non so, Milei in Argentina, però così come in Europa c'è Orbán, c'è anche Sanchez, così come in Sud America, partiamo dal Nord America, così come in Nord America c'è Trump, c'è anche Sheinbaum, presidente messicana, una donna, una scienziata, prima presidente donna del Messico, di cui poi il Messico non è importante come gli Stati Uniti, però nessuno ne parla, no? E così come in Sud America c'è Milei, c'è anche Lula che ha fortemente voluto la COP30 di quest'anno, quello di quest'anno che si svolge a novembre. Vi invito poi a seguirla, perché vediamo, andando alle COP di anno in anno, scemare l'interesse verso le COP, anche per colpa del fatto che è chiaro che sembra che poco si decide, quindi la fiducia diminuisce. Però la COP di quest'anno sarà particolarmente importante per tanti motivi. Intanto una cifra tonda, la 30ª, e a 10 anni dall'accordo di Parigi, e la COP che ci farà capire quanto fino c'è in cascina, nel senso che si spera che prima della COP, in teoria non è che si spera, tutti i paesi firmatari devono consegnare i propri, si chiamano NDCs, National Determined Contribution, cioè i propri piani nazionali di mitigazione e adattamento, quindi quanto stanno facendo affinché poi si possano essere considerati insieme e si possa capire dove stiamo andando. E dove stiamo andando dunque? È vero che le COP sul clima non ci stanno tenendo sotto il 1,5 gradi che non dovremmo superare, ma è anche vero che senza le COP, dicono gli studi, andremo verso un mondo verso più 3,4 gradi centigradi. Faccio solo questa piccola parentesi perché poi nell'esperienza quotidiana 1,5 gradi, 2 gradi, 2,6 gradi, che è la proiezione attuale, 3,4 gradi sembra non facciano grande differenza. Qui però stiamo parlando di clima, non di meteo, quindi non quello che c'è fuori da Chiesa San Francesco, ma periodi di tempo più lunghi. E in qualche modo il clima della Terra funziona un po' come il nostro corpo, che quindi se noi abbiamo una temperatura media corporea di, non lo so, 36 gradi, 36 gradi e mezzo, se iniziamo ad avere anche solo 1 grado, ma anche mezzo grado o 1,5 gradi in più, è chiaro che la differenza è significativa. E quindi la COP di quest'anno è una COP molto importante, anche perché Lula ha scelto di, come dire, come città ospitante Belém, che è il posto più vicino all'Amazzonia che si possa immaginare, che da una parte ha una forza evocativa simbolica importante e dall'altra una complessità organizzativa incredibile, perché Belém non è mai stata una città turistica, non è mai una città pronta a ospitare, e in questo senso penso che insomma sarebbe anche curioso per voi vedere poi come andrà questa cosa, no? Perché architettura, paesaggio, tante cose cambieranno a Belém e non sono convinto che sia per il meglio, però una città che non è pronta al momento a ospitare 60.000 persone che arriveranno per 2 settimane, che poi difficilmente torneranno. In questo momento su Booking potete anche controllare, se siete curiosi, una notte a Belém costa in media 400-500 euro, e il piano del governo è portare delle grandi navi da crociera da insomma, far ormeggiare nel porto affinché i partecipanti possano stare. È chiaro che questo fa parte anche di un immaginario di un mondo distopico, non più distopico di dove, vado verso la conclusione su questo, si sono svolte le ultime 3 COP, perché abbiamo avuto 3 conferenze
Imposte assurdi. Sì, in autocrazie fossili le chiamiamo noi, quindi l'ultima a Baku in Azerbaigian, prima a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, queste due ho avuto la possibilità di andare, a quella prima invece non sono andato, era in Egitto, dove tanti occhi sono stati chiusi sul fatto che insomma, l'Egitto ha 60.000 detenuti politici, l'Egitto certo, come dire, ha l'Abdel Fattah, che per esempio è il principale oppositore che è tuttora in carcere, ma ovviamente visto che ce l'abbiamo io qui sul polso, lei qui sul polso e tanti altri di voi, no, la vicenda Regeni, su cui tuttora non riusciamo a ottenere niente di specifico sull'Egitto. Non ho una conclusione a effetto per questo piccolo monologo, se non volevo dire che penso che abbiamo sbagliato, se posso fare una critica, negli ultimi anni a raccontare la transizione ecologica come un bagno di sangue necessario e non come un'opportunità invece, e come un ultimo treno da prendere in qualche modo per l'Europa, perché se c'è una cosa su cui l'Unione Europea può ancora fare da guida e può non essere legata invece a fanalino di coda di tante potenze del mondo che stanno invece emergendo, è proprio transizione ecologica coniugata in un modo tale che crea posti di lavoro, no? Quindi prende gli studi di non so, un premio Nobel dell'economia come Stiglitz, che dice che le rinnovabili generano il triplo di posti di lavoro rispetto al gas, a parità di investimento. Il gas è il combustibile fossile che genera più posti di lavoro, fino ad arrivare a iniziative locali di reindustrializzazione, pensiamo alla GKN, eccetera. E quindi una transizione ecologica anche diversa di come l'Unione Europea l'ha fatta e l'ha comunicata finora, ricordandosi, così cito Bartezzaghi, che questa sì mi sembra una bella chiusura, che la transizione ecologica è e rimane l'anagramma di sognatori eccezionali, che mi sembra una cosa carina. Bellissimo, bellissimo. Allora, abbiamo ancora 13 minuti, poi ci parte la ghigliottina, perché dopo verrà spazio per il prossimo evento. Ultimo giro di domande. Voglio concentrarmi sui diritti, perché diritti e paesaggio sono sempre legati. Riuscite a immaginare il diritto alla casa scindendolo dal paesaggio? È impossibile. Riuscite a immaginare il diritto al lavoro scindendolo dal paesaggio? È impossibile. Riuscite a immaginare il diritto alla salute scindendolo dal paesaggio? È impossibile. Col professor Farinelli io l'ultima domanda la vorrei dedicare all'articolo 9 della Repubblica, della Costituzione, scusate, della nostra Costituzione nata dall'antifascismo, che recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E questa è un'aggiunta un po' particolare. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Io mi chiedo, guardando questa immagine, che è una delle mie foto preferite di Luigi Ghiri, che è stato un grande fotografo, mi chiedo, è sufficiente questo articolo per tutelare il paesaggio? Non c'è il rischio che diamo solamente valore a ciò che è monumentale, naturalistico, turistico, solo perché è monetizzabile e quindi capiamo meglio, possiamo ottenere qualcosa? E quanto tempo ho per rispondere? 3 minuti. Allora, no, dunque, l'articolo 9 che è stato citato, come si sa, è stato oggetto di furibonde discussioni prima, durante e dopo la stesura. E lì si incontravano in maniera significativa molte culture. Appena uscite dal dopoguerra. Qual era la domanda, mi scusa? No, le volevo chiedere appunto se questo articolo 9 è sufficiente per tutelare il paesaggio, se siamo a posto così. Ma il paesaggio è un contenitore. Il paesaggio è stato inventato in maniera molto strumentale. Ho detto qualcosa prima. E serviva a fare la rivoluzione. Il paesaggio nasce così. Era un modello estetico. Il progetto borghese era di trasformare il modello estetico in modello sostanzialmente politico, dove polis è la forma della città. Ora,
il progetto non è riuscito evidentemente, anche se il concetto di paesaggio esiste ancora. Io credo invece che bisognerebbe trovare nuovi concetti, perché i concetti, i modelli sono come le persone, come le automobili. A un certo punto, a furia di, dopo che tu hai sostituito tutti i pezzi che puoi, a un certo punto conviene metterli da parte, averne memoria, certo, c'è coscienza, e inventarne dei nuovi. Il paesaggio fu un modello inventato dalla società civile o borghese, che si voglia dire, in un momento esattamente alla vigilia della presa di potere, e serviva a quello. Oggi i problemi del mondo, l'organizzazione del mondo, lasciamo stare la politica, è una roba completamente diversa. Il problema vero è che bisognerebbe individuare nuovi modelli, auspicabilmente in grado di fare esattamente, certo, la stessa operazione che fu fatta tra 7 e 800, quando un gruppo di persone hanno inventato il paesaggio come formidabile modello per il cambiamento del funzionamento del mondo, anche in termini politici. Ora, di questo si tratterebbe, cioè. Ma il paesaggio ha dato tutto quello che poteva. Un modello è come una persona o un'automobile, insomma. Oltre un certo, non puoi spingerlo di più, insomma. Io credo che davvero bisognerebbe, prendendo coscienza della formidabile storia che sta dietro il modello di paesaggio, proprio per capire come è stato, attraverso la composizione di quali forze, a volte contrastanti, è stato composto, bisognerebbe che la nostra cultura, se ancora questa parola si può dire, arrivasse a definire un nuovo modello, cioè arrivasse a definire un rapporto con una progettualità politica nel senso universale del termine. Questa è la sfida, da cui dipende, credo anche, cioè davvero debba dipendere i destini dell'umanità. L'umanità, vecchio soggetto collettivo, tanto caro ai romantici, tanto caro a quelli che hanno inventato il paesaggio. Vabbè, sto zitto, altrimenti Professoressa si Metta, complica. io invece le chiedo un commento, un'opinione su una cosa invece che è successa un anno fa. Sapete che nel centro storico, quasi nel centro storico di Firenze, insomma, c'era questo cantiere dove si stava costruendo un grande supermercato. È successa una tragedia, sono morti 5 operai. E adesso noi non entriamo e non c'è neanche meno tempo, non ci occupiamo della parte, come dire, legata alla magistratura, sono cose che competono alla giustizia, anche se spero che venga fatta giustizia, perché sono morte 5 persone che stavano lavorando e non erano lì per divertirsi. Però qui c'è un aspetto importante. Qualche giorno dopo è comparso questo striscione attaccato alla transenne del cantiere, dove c'era scritto: fateci un parco, ci abbiamo sempre voluto un parco. Volevo un commento sul valore della cittadinanza, sulle voci delle persone quando portano avanti le loro istanze e sul ruolo con le istituzioni, perché alla fine il paesaggio nasce anche da questo rapporto, no? Sì, beh, si potrebbe parlare appunto tantissimo, anche appunto sulla questione prima richiamata, l'articolo della Costituzione, uno dei pochissimi articoli fondamentali della Costituzione che è stato appena riscritto, introducendo appunto il tema della biodiversità e dell'ambiente come se non fossero già inclusi nel paesaggio. Io credo che veramente siamo in un momento di grande confusione e non riusciamo, se non davvero facciamo questo salto che implica un'umanità allargata, anzi una dimensione politica allargata con la dimensione universale, può essere raggiunta, e credo che anche le questioni di cui si parlava prima possono essere raggiunte solo se davvero riusciamo a fare un salto fuori da noi e immaginarci dentro un mondo molto più esteso, in cui noi siamo semplicemente un pezzetto di qualcosa che è decisamente più ampio. E temo che invece, nonostante siamo arrivati dalle migliori intenzioni, non andiamo in quella direzione. E poi c'è questa pressione che appunto viene dalla cittadinanza, che va benissimo ovviamente, anzi sono tutte delle cose che andrebbero chiaramente alimentate e supportate. Io ho anche un po' di dubbi
dubbi talvolta, devo dire, su questo, perché forse questa dimensione appunto del parco, natura, ambiente, paesaggio sono poi tutte delle cose che andrebbero guardate con maggiore attenzione, con maggiore dettaglio, però portano con sé anche tutta una serie di aspetti anche problematici, nel senso che molto spesso questo tipo di operazioni, non so, riportare la natura, vieni a vivere nel verde, quante volte abbiamo sentito questo tipo di espressioni, sono anche delle formule facilmente spendibili sul piano politico, perché sono facilmente consensuali. Chi si opporrebbe alla piantagione di alberi, chi si opporrebbe alla costruzione di un parco, con la quale molto spesso si tende a in qualche modo nascondere, camuffare, edulcorare delle operazioni che invece hanno un'impronta chiaramente speculativa e su cui invece non si discute proprio perché alla fine sono ammantate di questa salsa verde speziata quanto basta, magari anche con un po' di così, variazioni esotiche, che in qualche modo rendono potabile delle operazioni che altrimenti non lo sarebbero. Quindi è evidente che tutto questo è fondamentale, però io credo che occorra anche fare attenzione a non disabilitare la dimensione anche appunto contraddittoria che appunto la dimensione del parco, del paesaggio, dell'ambiente hanno. Io appunto nello scrivere il paesaggio un mostro cercavo in qualche modo di portare anche quelli che sono gli aspetti perturbanti. I paesaggi, i parchi non sono dei digestivi postprandiali contro il logorio della vita moderna, non hanno a che fare con una visione rassicurante, ma hanno a che fare moltissimo anche con gli aspetti più scabrosi, proprio perché il paesaggio è la nostra autobiografia collettiva e comprende il bene e il male. Non è un parco che ci salverà, questo intendo dire, ma abbiamo necessità, secondo me, di avere un atteggiamento molto più laico, molto più anche contraddittorio e controverso, altrimenti rischiamo di trasformare il verde in un nuovo beige, che è qualcosa che appunto spalmiamo dappertutto, un fondale indistinto che ci rassicura, ma che molto spesso nasconde delle operazioni anche molto, molto problematiche. Giorgio, chiudiamo con te. Tu hai 23 anni e incarni tutto quello che l'Italia non vuole. L'Italia non li vuole i giovani. Non li vuole i giovani preparati, che studiano, che sono istruiti, che viaggiano il mondo. Io ti voglio fare chiudere commentando questa cosa qua, adesso la trovo. Giovani fuga record e ecco qua, mi rifaccio a dei dati della Fondazione Nord-Est, che tra l'altro è la fondazione gestita, se non voglio dire una sciocchezza, da Confindustria Friuli e Confindustria Veneto, quindi non è un centro di ricerca reazionario o ideologico, e ci dicono che negli ultimi, adesso non voglio essere preciso, negli ultimi 13 anni, 2011-2023, sono 550.000 i giovani italiani tra i 18 e i 34 anni che sono emigrati all'estero. Alcuni sono rientrati, alla fine il dato netto sono 377.000 i giovani che hanno lasciato l'Italia. Se non riuscite a immaginare 377.000 persone, immaginate di cancellare tutta Trieste, immaginate di cancellare tutta Udine e immaginate di cancellare tutta Pordenone. Questo è il numero di persone che se ne sono andate dall'Italia. Ti voglio chiedere come vedi il futuro, che paesaggio vedi? Beh, io non sono tra di loro semplicemente perché sono molto innamorato della mia città, Torino, e quindi vedo il mio futuro lì. Però anche se torniamo, perché so che c'è a quella mappa che abbiamo velocemente passato, questa mappa ci dice tante cose, nel senso è la mappa non conosco la mappa nello specifico, ma come mi dicevi, mi anticipavi, la mappa per età di elezione, età di voto nell'Unione Europea. Ecco, in tantissimi paesi dell'Unione Europea si può votare già a 16 anni, quindi la Germania, il Belgio, l'Austria, Malta, e adesso in altri stanno facendo sperimentazioni, in Slovenia si può votare a 16 anni se hai un lavoro, e anche in Ungheria si può votare a 16 anni. Ho detto, ma guarda, l'Ungheria, cavolo, una buona cosa l'ha fatta. E invece no, in Ungheria puoi votare a 16 anni se sei sposato. Sì, escamotage. Sì, e poi vabbè ci sono anche i paesi per età di elezione, quindi la stragrande maggioranza dei paesi si può essere eletti a 18 anni, ce ne sono un paio, la Lituania, la Bulgaria a 21, la Romania a 23, poi ce ne sono 2 in cui si può essere eletti solo a 25. Sono
l'Italia e la Grecia, dove però si E vota... lo vediamo in quella mappa. Grecia dove si vota a 17 anni. E allora adesso, guarda, cioè, il timer è diventato rosso e quindi faccio la cosa più sbagliata che si potrebbe fare nell'ultimo minuto ed è la seguente. Non abbiamo ancora i dati sull'ultimo Parlamento europeo, ok? Io vi chiedo questa cosa, vi sto chiedendo un numero. Nel precedente Parlamento europeo, nel 2019, sono stati eletti 706 eurodeputati. 706, immaginate 700 persone quante sono. Secondo voi, scusate, di loro quanti avevano meno di 25 anni su 706? Così per alzata di mano, non vi vediamo bene, però diteci dei numeri. 100, ok? 30, 80, 20, ok, erano 6. Se ci aggiungiamo, e dobbiamo evidentemente chiudere, il fatto che l'Italia, per esempio, l'Italia è il secondo paese più vecchio al mondo per età anagrafica, è il paese più vecchio nell'Unione Europea, l'Italia è il paese che ha legge sulla cittadinanza più retrograda nell'Unione Europea, e per questo mi sembra importante ricordare, visto che tutte le mattine faccio rassegna stampa e trovo ormai da una settimana 25 pagine su ogni giornale sull'elezione di un capo di Stato di un altro paese, che va benissimo, ma nessuna pagina sui referendum che andremo a votare. Votate quello che vi pare, no? Però andate a votare. E riguarda la sicurezza del lavoro, tra l'altro, che abbiamo visto prima. Ecco, io ho parlato un sacco e quindi mi taccio. L'unica cosa che mi dispiace e il motivo, e così faccio anche un momento autopromozionale per cui vi invito a leggere questo libricino, è perché ci sono tanti voci di tanti ragazzi che invece altrimenti non possono parlare, nel senso che parlano altre lingue, hanno scritto questi contributi in altre lingue, c'è stato un lavoro editoriale lungo per tradurli. E allora volevo rapidamente, una veloce citazione, leggere quello che scrive Maia, che è la contributrice croata, che dice: un'altra via esiste, una via lastricata di speranze e di persone appassionate che incarnano appieno le caratteristiche di un vero leader. So che questi leader esistono, perché li vedo ogni giorno intorno a me. Li vedo tra le migliaia di persone scese nelle strade della Croazia per combattere un governo corrotto e difendere i principi stessi su cui si regge la nostra democrazia. Li trovo nei miei amici, attivisti implacabili, studenti e artisti che sanno come sollevare chi li circonda persino in ambienti estremamente difficili. Percepisco la loro presenza nei canti di decine di migliaia di persone che in tutto il mondo invocano la pace e si oppongono fermamente alla complicità dei nostri governi a rinviare il cessate il fuoco a Gaza. Li sento echeggiare nelle voci di insegnanti appassionati, pronti a dare alle nuove giovani generazioni la possibilità di perseguire la coscienza e usarla per il bene comune. Abbiamo ancora tempo, sia per prevenire le conseguenze peggiori della crisi climatica, sia per costruire, società resilienti radicate nella cura del prossimo. Dobbiamo però agire adesso. Grazie Giorgio. Chiudiamo qua, grazie ai nostri ospiti, grazie a Franco Farinelli, Annalisa Mette e Giorgio Brizio. Buona serata.